del parco etnografico di Rubano per osservare e rivolgere avanza a minorenni, l'allarme dei genitori, il blitz dei carabinieri, il maniaco individuato. Dolore e sconcerto acceggia per la scomparsa di Gabriele Sorgon, morto a soli 18 anni nell'impatto tra la sua moto e una monovolume a Prata di Pordenone. Sognava di diventare agente di polizia locale, rivela un'amica. Un encomio dal comune di Jesolo per i 4 uomini, tra i quali un agente di polizia locale, che si sono tuffati nel Sile per cercare di salvare il 23enne morto nell'auto inabissata nel fiume. Oggi il bollino rosso a Verona, da domani anche a Venezia. L'ondata di caldo continua a soffocare il Veneto, impennata di accessi nel pronto soccorso. Si è salvata per miracolo dall'incendio in piena notte nella sua abitazione. Paura per una donna roncana e provvidenziale l'intervento di un 18enne di passaggio. Più di 30 ore di dirette, centinaia di migliaia di telespettatori e ancora record di ascolti per il gruppo Media Nord-Est, che ha portato nelle case del Triveneto le voci, la musica, i volti, le emozioni del raduno del terzo raggruppamento di Gemona. Troppo caldo, una cagnolina si tuffa nel Piovego a Padova per cercare refrigerio ma non riesce a uscirne, salvata dai vigili del fuoco. Il 6 luglio Venezia si prepara ad accogliere il pirata del rock Edoardo Bennato nell'ambito del Festival della Bellezza. Il messaggio su Facebook: ci vediamo a San Marco. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, questi titoli. E allora veniamo alla cronaca con l'incubo finito al parco etnografico di Rubano. Dopo diverse segnalazioni da parte di minorenni impaurite, un uomo è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Si nascondeva nei cespugli del parco etnografico di Rubano per osservare e rivolgere avanza a minorenni. È l'inquietante ricostruzione condotta dai carabinieri della stazione di Sarmeola di Rubano, partita a fine aprile, dopo la denuncia presentata da alcune ragazze minorenni che frequentavano abitualmente l'area. Al termine di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova, i militari hanno identificato e denunciato un uomo domiciliato a Rubano, ritenuto responsabile del reato di atti osceni in luogo pubblico. Le giovani avevano segnalato la presenza di un uomo che si nascondeva tra la vegetazione nei pressi dell'area verde, mettendo in atto comportamenti osceni e rivolgendosi loro con avanze esplicite. Le segnalazioni hanno generato forte allarme tra famiglie e residenti, portando all'attivazione di un dispositivo di controllo capillare sul territorio da parte dei carabinieri, in collaborazione con l'amministrazione comunale e con il personale del parco. Grazie al monitoraggio dell'area, alla descrizione fornite dalle vittime e ulteriori riscontri raccolti nel corso delle indagini, gli inquirenti sono riusciti a risalire all'identità del presunto responsabile. Secondo quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato sorpreso in più occasioni nei pressi di gruppi di adolescenti con comportamenti ritenuti compatibili con quelli denunciati. Non possiamo dire che questa vicenda sia conclusa, perché adesso la giustizia dovrà fare il proprio corso, ma in questo momento voglio esprimere vicinanza e solidarietà a quelle ragazze e quei ragazzi che hanno subito questa esperienza terribile, e un ringraziamento grande alle nostre forze dell'ordine per il loro intervento tempestivo ed efficace per individuare prima e intervenire poi nei confronti di questa persona. Anche grazie ai gestori del nostro parco. Su disposizione della Procura è stata eseguita una perquisizione a suo carico, durante la quale sono stati sequestrati alcuni capi di abbigliamento ritenuti compatibili con quelli usati durante gli episodi contestati. L'uomo è stato quindi denunciato per atti osceni in luogo pubblico. E un appello a tutte le cittadine e i cittadini di Rubano: segnalate, denunciate, chiamate i carabinieri ogni volta avete anche solo il dubbio che ci possa essere un pericolo per le nostre ragazze, ragazzi, bambine e bambini. È meglio essere informati su un fatto che poi si scopre non essere grave, invece che rischiare di arrivare tardi. Guardiamoci l'uno con l'altra e segnaliamo. Acceggia ora dove c'è dolore per la scomparsa di Gabriele Sorgon, il 18enne morto nell'impatto tra la sua moto e una monovolume a Prata di Pordenone. Sognava di diventare agente di polizia locale, racconta ora un'amica. Il ragazzo lascia i genitori e un fratello maggiore. Venerdì gli ho mandato un messaggio perché so che aveva la maturità
e mi ha detto che era andata bene, che avrebbe avuto l'orale e che insomma si stava realizzando il suo sogno perché voleva prendere il diploma per poi magari provare a fare dei concorsi, entrare nella polizia. Un sogno, quello di indossare la divisa di agente di polizia locale, che per Gabriele Sorgon, 18 anni appena, si è spezzato improvvisamente lungo la strada che collega Pordenone a Oderzo, quando all'altezza di Prata la sua moto, una Kawasaki, è entrata in collisione con un minivan Fiat guidato da una 28enne pordenonese che stava svoltando a sinistra per entrare in una stazione di servizio. Doveva essere una gita in moto con gli amici nei giorni della maturità. Si è trasformata in una tragedia con il 18enne morto praticamente sul colpo dopo un volo fatale. Inutili tentativi di rianimarlo da parte degli operatori del suo M118, giunti sul posto con i vigili del fuoco e i carabinieri che ora stanno procedendo inevitabilmente per omicidio stradale. Ma un conto è l'indagine, un altro lo shock di un'intera comunità, quella di Cegia, che sta abbracciando mamma Claudia, papà Marco e il fratello maggiore Alessio, chiusi nel loro dolore in questa abitazione di Via Giotto. Sono distrutti, ovviamente, non si danno pace. Come può stare un genitore con una perdita del genere? E qui tutta la famiglia, insomma, ovviamente sono aggrappati all'altro figlio. Purtroppo quando muore un ragazzo vengono interrotti sogni, speranze, progetti ed è una tragedia per tutti. Sui social il ricordo dell'Istituto Professionale Don Bosco di San Donà di Piave veglia su di noi il messaggio con la foto del giovane in sella alla sua moto, un amico per tanti, Gabriele, che era pronto a diventare anche volontario di Croce Verde. Un ragazzo sano, positivo, attivo, interessato e quindi ancora di più mi sento di dire che è una grande perdita per il nostro paese. Eravamo diventati amici anche con i colleghi, col comandante, ci sentivamo, veniva a trovarci. Ci hanno stato la pagella a febbraio quando stavamo lavorando per il carnevale, si è fermato e era orgoglioso, insomma, ci ha mostrato come stava andando, ci ha presentato la sua ragazza durante le votazioni, che eravamo qua tante ore, è venuto a trovarci, insomma, era diventato un amico, insomma. Era felice e sereno e sperava, insomma, di coronare il suo sogno. Tutto stava andando tutto bene, insomma, come può andare per un ragazzo di 18 anni, insomma, era veramente un bravo ragazzo. Un riconoscimento per il coraggio e la prontezza dal comune di Jesolo per le persone e l'ufficiale di polizia locale che ieri si sono tuffati nel Sile per cercare disperatamente di salvare la vita al 23enne milanese finito in acqua con la sua auto. Chi poteva ha cercato nelle proprie possibilità di fare qualcosa, sia un nostro ufficiale della polizia locale sia alcuni cittadini, verso i quali sicuramente faremo anche qualche atto di riconoscimento. Dai due turisti di origine romena al passante riceveranno un encomio consegnato dalla città per la prontezza e il coraggio dimostrato nel tentativo di salvare la vita a Nicolò Luca Salmo Irago, 23enne, che perdendo il controllo della sua Opel Corsa blu è finito dentro il Sile, perdendo la vita. Con loro anche l'ufficiale di polizia locale di Jesolo, Michele Citta, uno tra i primi a tuffarsi nel vano tentativo di recuperare il giovane affondato insieme alla sua auto. Si occupa anche durante l'anno, oltre che all'attività normale da agente di polizia locale, di tutta la parte di informazione e di sensibilizzazione anche con le scuole sulla sicurezza stradale, quindi un ufficiale sicuramente di grande livello che ci ha messo poco a capire la situazione e a provare a fare quello che poteva. Soccorsi che dopo l'allarme lanciato dai passanti sono prontamente giunti sul posto, sommozzatori che per un'ora hanno scandagliato anche il fondale del Sile per essere certi che nell'auto di Nicolò non ci fosse nessun altro. Ci è voluto del tempo per risalire all'identità del giovane. Di ritorno dalla nottata passata al muretto con i due amici arrivati con lui dal milanese, in quel momento con sé non aveva documenti. La macchina dei soccorsi diffusa della cittadinanza ha funzionato, quindi si è cercato di fare quello che si poteva. Complesso perché ovviamente parliamo di un fiume che, per quanto tranquillo sia, ha una profondità molto elevata in questi punti, parliamo di 5-6 metri, non si sapeva niente della situazione, quindi non si sapeva quante persone erano coinvolte, almeno una, questo è evidente, però appunto si cercava una persona, si cercava di capire se ce n'erano altre, si cercava già di iniziare a ricostruire una possibile identità e in tutto questo appunto c'era tanta complessità.
Una fuoriuscita di strada autonoma a velocità sostenuta, quella del 23enne che da via Drago ha prima divelto la staccionata di legno e poi è planato con l'auto sul Sile per poi sprofondare. Massimo riservo sulle indagini che porteranno gli inquirenti a ricostruire le cause del sinistro. Atteso nelle prossime ore l'arrivo della famiglia del giovane arrivato da Arluno alla volta di Jesolo per festeggiare giovedì il suo 24esimo compleanno con gli amici. Capirò se c'è la possibilità di sentirli, perlomeno per esprimere il cordoglio della città, perché ovviamente è successo nel nostro territorio, non riguarda un nostro concittadino ma riguarda uno dei tanti visitatori che durante l'anno vengono a Jesolo, e quindi ci dispiace che Jesolo resti in questa famiglia segnata da questo episodio. Iniziamo l'estate appunto con un primo incidente mortale, speriamo che sia l'ultimo di quest'anno. Caldo e umidità mettono in ginocchio l'Italia, 12 le città da bollino rosso, tra le quali anche Verona. Domani l'impennata di caldo da bollino rosso toccherà anche a Venezia. Nella città di Padova notevole l'incremento degli accessi agli ospedali. L'ondata di caldo non dà pace al Veneto. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha infatti prolungato l'allerta gialla per le elevate temperature che stanno mettendo a dura prova anche l'azienda ospedale Università di Padova, che sta riscontrando un notevole aumento degli accessi dei pazienti. Si tratta di circa 70 al giorno al pronto soccorso pediatrico, 300 al pronto soccorso centrale e un centinaio al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio. Rispetto al mese di maggio effettivamente ci stiamo accorgendo che sono aumentati gli utenti che si rivolgono ai nostri servizi, quindi al pronto soccorso in particolare, e che esitano prevalentemente in codici bianchi e verdi e che riferiscono la loro sintomatologia a queste elevate temperature, gravate però anche da un tasso di umidità che le complica ulteriormente. In aumento anche le chiamate al SOE 118, 600 telefonate e una media di 250 uscite al giorno. Fondamentali in questo caso le raccomandazioni da parte del direttore sanitario Carla Destro. Bere molta acqua, proteggersi, utilizzare indumenti con fibre naturali, cotone, proteggersi non soltanto dai raggi diretti del sole, ma anche usare creme solari se ci si espone per abbronzarsi o anche solo per camminare in città. Un occhio di riguardo va soprattutto alle fasce più deboli. Proteggere i bambini e i soggetti più fragili. Ricordiamoci che più difficilmente sentono lo stimolo della sete e quindi ci chiedono di bere, per cui li dobbiamo forzare, dobbiamo accorgerci che non lo stanno facendo. Proteggiamo anche gli animali. Evitiamo di portarli fuori nelle ore più calde e soprattutto animali, bambini piccoli, anziani, non dimentichiamoceli in auto, perché il sole, il caldo ci annebbia un po' la mente e a volte facciamo delle cose che normalmente non faremmo, quindi dobbiamo elevare il nostro livello di prudenza. Immortalati dalle telecamere di sorveglianza, 2 ladri entrano in azione sul Colperer. Cercano di rompere una porta scagliando dei sassi, non riescono ad entrare, si danno alla fuga. I 2 con uno zainetto ciascuno, li vedete nelle immagini, avevano il viso travisato e indossavano occhiali e cappellino. Il tutto renderà più complicata l'identificazione. Si è salvata per miracolo dall'incendio in piena notte della sua abitazione. Paura nel Trevigiano a Roncade, l'intervento di un 18enne di passaggio. È un miracolo perché c'era il ragazzo che mi ha aiutato, se no, mi hanno detto no, ancora un po' io non respiravo più, c'era puzza. Cioè se il ragazzo non fosse arrivato io sarei morta perché non lasciavo il cane dentro. È stata la prontezza di intervento di Leonardo Gaggio, che vive a poche decine di metri, a salvare la vita ad Elisabetta Augelli, che da una quindicina d'anni vive in questa casa di via Longhina, San Cipriano di Roncade. È stata questione di attimi. La serata torrida per il caldo stava per trasformarsi in un vero e proprio inferno per lei e per Bella, una femmina di cane lupo italiano di 15 anni. Accade tutto verso le 2 di notte, quando sulla zona stava per abbattersi un temporale. Sentivo proprio schioccare, un rumore strano. Ed ero convinta fosse grandine. Sono rimasta ancora ferma,
quando uno dorme profondamente non si accorge. Quando mi sono alzata dal letto ho guardato fuori dalla finestra e vedevo rosso, ho detto mamma mia questo è un incendio, ho sentito la puzza e sono scappata giù così com'ero per cercare di aprire la porta e di vedere, perché avevo capito che era dalla parte del portico dell'entrata. Aprendo la porta ho visto le fiamme che arrivavano da sotto il balcone. Danni li hanno subiti gli infissi, una finestra è esplosa, oltre all'impianto elettrico e alla caldaia del gas, che si trova proprio sul retro dell'abitazione, sotto la tettoia incendiata e con la copertura fusa dal calore. Vedo questo ragazzo che mi dice signora scappi, stia attenta, è l'aiuto, cosa è successo? E mi ha aiutato a tirar fuori il cane, mi ha dato a prendere la borsa, ha chiamato i vigili del fuoco e questo è stato. Di quel che c'era resta solo cenere e un cumulo di detriti. Era il mio ripostiglio perché avendo la casa piccola non ho ripostiglio, avevo uno scaffale pieno di scarpe, poi c'era una cassapanca di plastica, di quelle da giardino, con sopra un cestino con i guinzagli del cane e poi c'era anche sempre nello scaffale una borsa di candele, una borsa piena di quelle candele piccoline dei lumini. Uno di questi sarebbe stato acceso ieri sera come deterrente per le zanzare, ma sarebbe stato quasi esaurito già in tarda serata. Saranno i vigili del fuoco ad accertare le cause del rogo. Oltretutto avevo anche i cestini della legna secca per l'inverno per accendere il fuoco, con gli accendifuoco. Ce n'erano 3 scatole di accendifuoco che adesso mi sta venendo in mente che poteva... E basta. E adesso nel servizio le parole di Leonardo Gaggio, 18enne, che ha aiutato la signora a mettersi in salvo insieme al suo cane. La via di residenza è la stessa, solo qualche centinaio di metri li separa e nemmeno si conoscevano. Leonardo Gaggio ed Elisabetta Ugelli si ritrovano una dozzina di ore dopo, lì dove fumo e fiamme avevano squarciato la notte rischiando di causare un dramma. Praticamente io stavo tornando da casa verso di là, più o meno era l'1:50, ero in chiamata con la mia ragazza. A un certo momento, passando proprio per questa stradina qua, noto che si stava propagando un fumo gigantesco, anche pensavo che fosse in realtà fosse una grigliata, qualcosa del genere. Arrivo un po' più avanti, giusto proprio là, e vedo la signora che stava gridando aiuto senza voce, quindi ho preso immediatamente, sono corso, sono arrivato qua, ho cercato di dire in tutti i modi al signore di uscire alla finestra, abbiamo preso il cane, l'abbiamo portato fuori anche al signore e poi dopo da là ci siamo spostati verso di là e abbiamo chiamato il 115. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero non solo all'abitazione colpita, ma anche a quelle vicine. Leonardo passava in bicicletta e non ha avuto esitazioni sul da farsi. Hai avuto paura o hai agito proprio distinto? Distinto. Paura per queste cose non serve la paura, bisogna agire e basta. Le fiamme sono state spente nel cuore di una notte che per tutti è stata molto corta. Quindi poi a che ora sei andato a dormire, se sei riuscito a dormire? Verso le 5-6 del mattino. Poi sei rimasto qua, cosa hai fatto dopo che sono arrivati i pompieri? Dopo che sono arrivati i pompieri mi sono assicurato che arrivasse un amico, un familiare della signora e poi da lì me ne sono andato via. La signora ti considera un angelo custode? Sì, però io penso che non ha fatto tanto, solamente fatto il giusto, il minimo che serviva. La politica ora, Roberto Marcato risponde a Stefano Valdegamberi dopo la polemica seguita alle sue parole sul generale Vannacci pronunciate durante la trasmissione Ring di Antenna 3. Caro Stefano, ti tranquillizzo subito, non c'è nessuna strategia, la cosa che desidero di più è quella sicuramente di poter essere candidato a Padova. Per uno come me che nasce come amministratore del territorio non c'è ruolo più importante e gratificante che governare una città come quella di Padova. Quindi ti tranquillizzo te e tutti quelli che immaginano che ci siano chissà quali strategie. Caro Stefano, inizia con parole di distensione la risposta del leghista Roberto Marcato all'ex compagno di partito Valdegamberi, passato a Futuro Nazionale, nuova compagine fondata dal generale Roberto Vannacci, che aveva ribattuto alle dichiarazioni fatte a Ring sui tratti somatici del generale. Caro Roberto Marcato,
Mi dà l'impressione che tu non voglia fare il sindaco di Padova, continuando a attaccare ogni giorno il generale e diridendo anche Futuro Nazionale. Già la partita padovana è difficile per il centrodestra, ma senza di noi sarà impossibile. I vannacciani non hanno gradito la battuta di Bulldog Marcato, il cui nome da mesi viene associato al candidato di centrodestra alle amministrative 2027 a Padova. Marcato aveva ironizzato sull'aspetto di Vannacci, contrapponendolo alle dichiarazioni che il generale è solito fare sulla razza, e su questo il leghista sembra non fare passi indietro, spiegando ulteriormente le sue parole. Per quanto riguarda invece la presunta offesa fatta al generale Vannacci, insomma, se uno si offende perché gli si dice che assomiglia a un marocchino, il problema non è la battuta, ma è il fatto che uno si offenda perché assomiglia a un marocchino. Dopodiché, e lo ripeto, è un ragionamento assolutamente logico. Vannacci ha detto che la Egonu non rappresenterebbe l'italianità per i suoi tratti somatici, e allora io ribadisco che, visto che lui ha dei tratti somatici che possono ricordare quelli di un marocchino o di un algerino, anche lui non potrebbe rappresentare l'italianità. Mi volete spiegare dove sta il problema in tutto questo? Spiegata la battuta, Marcato cerca di buttare acqua sul fuoco, spostando l'orizzonte su obiettivi più vicini. È una polemica surreale che interessa solo voi evidentemente, però insomma credo che noi che siamo amministratori dobbiamo preoccuparci di altre cose. Più di 30 ore di dirette, centinaia di migliaia di telespettatori, ancora record di ascolti per il gruppo Media Nord-Est, che ha portato nelle vostre case le immagini e le voci della Triveneta degli Alpini. Su questa terra, sulla terra degli altipiani, sulla terra dell'altopiano di Asiago, l'Associazione Nazionale Alpini viveva la sua prima adunata nazionale. Una settimana indimenticabile, un cassetto di ricordi da custodire per sempre, nel quale riporre le emozioni delle celebrazioni dei 50 anni del terremoto del Friuli, il ritorno degli alpini nei paesi distrutti e ricostruiti, la gioia della festa, della musica, i brindisi. E poi c'è lo sfilamento nelle vie di Gemona del terzo raggruppamento degli alpini per quel grande abbraccio fra la gente della Carnia e le penne nere. È scortato dal comandante della Brigata Alpina Giulia, in nomine tanto firmissima, e dal comandante degli Alpini d'Italia, il presidente Sebastiano Favero. Tutto in diretta, tutto sui canali del gruppo Media Nord-Est, il cui sforzo produttivo è stato ripagato ancora una volta da ascolti record. Rete Veneta, Antena 3, Tele 4 e TV12 hanno raccontato domenica la giornata finale del raduno del terzo raggruppamento, dalle 7:15 del mattino, portando nelle vostre case le voci, i volti, le emozioni di un appuntamento imperdibile. Passa al presidente nazionale Sebastiano Favero l'ambita stecca, che è nelle mani di Franco Giacomin, presidente della sezione di Treviso. Fino al passaggio della stecca con gli alpini di Treviso, che organizzeranno la Triveneta del prossimo anno, le emittenti del gruppo Media Nord-Est hanno tenuto incollati allo schermo tantissimi telespettatori in tutto il Triveneto. Questo è il grafico certificato Auditel degli ascolti, che mostra ancora una volta il divario rispetto ad altre emittenti impegnate nel racconto di un evento che resterà nella memoria di chi l'ha vissuto fra le vie di Gemona, sotto il cielo della Carnia o da casa. Di nuovo assieme a voi, oggi come ieri, come domani. Lutto nel mondo del giornalismo per la morte di Vitto Monaco, storico giornalista e volto della televisione locale nazionale, spentosi oggi all'età di 81 anni. Nato a Bari e residente da anni ad Abano Terme, Monaco è scomparso dopo che nelle ultime settimane le sue condizioni si erano seriamente aggravate in seguito ad alcuni seri scompensi cardiaci. Per anni è stato direttore della testata giornalistica di Canale Italia, in precedenza aveva lavorato per Serenissima TV. Disavventura per una cagnolina e il suo proprietario lungo il Piovego a Padova, necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il caldo di questi giorni mette a dura prova anche i nostri amici a quattro zampe, forse proprio per trovare un po' di refrigerio durante la consueta passeggiata mattutina. Lulù, una cagnolina meticcia, si è tuffata all'altezza dell'inceneritore nelle acque del Piovego a Padova.
Una volta in acqua, però, non è riuscita più a risalire a riva. Necessario quindi l'intervento dei vigili del fuoco che con un gommone sono riusciti a riportarla sull'argine dove l'attendeva il suo preoccupato padrone. Nonostante l'apprensione, quindi, una storia che ha avuto un esito positivo. Il 6 luglio Piazza San Marco, Venezia, accoglie Edoardo Bennato. Da Campi Flegrei a Venezia è un attimo. Ci vediamo a Piazza San Marco il 6 luglio. Ciao. Uno degli eventi musicali più attesi dell'estate 2026. Lunedì 6 luglio Edoardo Bennato sarà in Piazza San Marco per il primo dei suoi concerti evento dal titolo Quando sarò grande. Un appuntamento d'eccezione ideato col Festival della Bellezza per rendere omaggio a uno dei più grandi protagonisti della storia della musica italiana, in uno dei contesti più celebri e prestigiosi del mondo. Bennato, anticonformista, pirata del rock, proporrà al pubblico il suo repertorio di capolavori, canzoni cult che hanno rivoluzionato il panorama musicale italiano, unendo per la prima volta rock, blues e canzoni d'autore con uno stile inconfondibile e inimitabile. Seconda stella a destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. Il concerto fa parte di un cartellone musicale di grande prestigio che vede protagonisti alcuni dei nomi più importanti del panorama artistico italiano. La rassegna si apre infatti con Riccardo Cocciante il 25 giugno, il 27 sarà il momento di Andrea Bocelli, ma per Claudio Baglioni, che si sarebbe esibito il 29 e 30 giugno, bisognerà attendere l'anno prossimo a causa di una polmonite che l'ha colpito. Ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. È davvero tutto, ora sigla e previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata.